Amici di Sportisti di buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 19 del campionato di eccellenza, girone A, che vede scendere in campo Bagheria e Marsala, due formazioni con attualmente obiettivi differenti. Marsala sicuramente sta dimostrando di essere una delle forze di questo campionato, al momento la seconda forza del campionato, perché la prima la sapete tutti è Licata, ma quella è una formazione veramente fuori categoria praticamente in tutti i ruoli. Il Marsala però è la squadra che più volte è andata vicino a essere proprio l'antagonista principale di questo grandissimo Licata, che invece continua a fare bene. Nella giornata di ieri ha anche vinto, infatti in un campo complicato come quello dello Monaco della Parmoval, ma al momento i punti sono 10 che separano infatti la formazione di Mister Chinnici dal Licata, e qui è veramente importante diventa questo match, perché una vittoria oggi potrebbe significare andare a -7 e un po' riaprire tutto, ma Licata è veramente tanto tanto forte, quindi insomma è un po' complicato, ma il Marsala sicuramente ha una grande squadra e oggi è una grande chance, ma dall'altra parte c'è un Bagheria che ha bisogno un po' di rifarsi, di rifondarsi. Perché? Perché in settimana è andato via, è stato sollevato dall'incarico mister Tomasello, aveva fatto veramente tanto tanto bene, aveva fatto bene soprattutto lo scorso anno con la promozione, dal campionato di promozione, scusate la ripetizione, e all'eccellenza era anche riuscito a fare una grande prima parte di stagione con tante vittorie, belle giocate, prestazioni ottime, poi però qualche cessione, qualche punto perso, qualche sconfitta di troppo e poi l'esonero. Insomma, adesso ci sarà mister Claudio Grimaudo alla prima in assoluto e vediamo come sarà il suo Bagheria, perché adesso le cose effettivamente cambiano, ma vediamo come sarà il suo Bagheria, perché questo è quello che un po' tutti stiamo per scoprire. Vedremo anche quale sarà il modulo. Guardando un po' la distinta, io un'idea ce l'ho, però insomma, vediamo se effettivamente sarà corretta. Dovrebbe essere comunque sempre un 4-3 al momento, con lì davanti Vetrano, Caldieraro e Ginio, però insomma, vediamo se effettivamente saranno queste le scelte. L'altra parte Mister Chinnici vanta veramente di una formazione tanto tanto importante. Lì davanti sicuramente gli occhi sono su Loreto Lobosco, che è sicuramente uno dei giocatori più da tenere d'occhio. Nel frattempo noi vi mostriamo lo scoreboard, ma vi ricordiamo, come diciamo d'altronde in ogni partita, in ogni nostra diretta, che il cronometro inizierà a scorrere nell'istante in cui ci sarà il primo tocco della partita, ma al momento bisogna un po' aspettare. I ragazzi stanno entrando adesso in campo con il direttore di gara, il signor Marco Lapaglia di Enna, poi Enrico Oteri e il signor Nicola Gringeri, che completano il trio di questo pomeriggio. Nel frattempo vediamo anche Emanuele Mannino, e sarà bello di stampa delle rispettive formazioni immortalare poi sui social sicuramente di entrambe le squadre, Bagheria e Marsala. Vedrete queste immagini un po' più da vicino rispetto a quelle che sono oggi nostre, però insomma noi siamo in tribuna, non possiamo aumentare di più la visibilità. Nel frattempo il di gara è già col pallone tra le braccia, vediamo chi sarà la prima squadra a battere il calcio d'inizio, se sarà il Bagheria o se sarà il Marsala. Nel frattempo si vede già subito l'altezza di Tommaso Scuffia, che è sicuramente uno dei portieri più forti di questo campionato, ma non lo è da quest'anno, chiaramente. Chi segue l'eccellenza sa bene che un portiere come lui fa tanto la differenza, è tanto tanto alto, e questa non può che essere una delle chiavi del match, perché è un portiere che tra i pali è veramente tanto tanto forte, ma bisogna vedere anche come si andranno a sistemare in campo. Nel frattempo capitani Florio da un lato, classe 2002, numero 8 oggi. D'altra parte invece Valerio Genesio, classe 87, insomma, diciamo che qualche anno in più rispetto a Florio ce l'ha. Tanta esperienza al servizio infatti del Marsala, con il Bagheria che sembra andare da destra verso sinistra a battere, però. Vedremo effettivamente. Eh sì, sembra proprio di sì. Classica foto di rito per il Bagheria che si prospetta questa importantissima sfida. Continuiamo con le statistiche, perché il Bagheria è a 23 punti, 11ª posizione, 21 gol fatti, ma il problema sono un po' i gol subiti, 32 sono forse un po' troppi per questa formazione. Marsala invece che 28 gol fatti, ma soprattutto 10 gol subiti, è la migliore difesa di questo campionato. Il Bagheria segna tanto, però subisce anche tanto. Dall'altro invece Marsala segna il giusto e subisce poco, insomma bisogna anche capire questo. Nel frattempo si sta per iniziare finalmente per questo match
primo pallone verrà toccato dal Marsala. Vediamo lo Bosco prendere posizione lì davanti. Arriva anche invece Vetrano, ma il primo tocco sarà di Manno, quindi insomma partirà il Marsala. Indietro si sistema infatti Tricoli come braccetto di destra, un po' quello che ci immaginavamo. Costa invece sull'out di destra e inizia intanto anche il match. Inizia Bagheria Marsala, inizia la 19ª giornata di campionato di eccellenza di queste due formazioni. Subito palla lunga a cercare la torre lì davanti, ma essendo rimessa a terra con Rosciglione pronto a battere. Va da corso, Rosciglione alza il pallone, cerca di agganciarlo Costa, ma è buono il lavoro difensivo da parte di Vincenzo Pizzo, giocatore più giovane oggi in campo. Bella rimessa, cerca un traversone sul secondo palo, arriva Cannizzaro molto molto bene. Lonigro aveva provato questa sventagliata lunga, sai, questi generi di palloni possono essere tanto tanto importanti. Nel frattempo la controlla Ballariano, che oggi gioca come vertice basso, come play della formazione. Solitamente gioca Petrullo lì in quelle posizioni, ma la scelta è andata su Ballariano, che invece normalmente lo vediamo come mezzala di sinistra o mezzala di destra. Oggi invece come play vediamo come si comporterà. Tempo da sottolineare anche la posizione di Scozzari, che invece fa quello che faceva solitamente Ballariano, ovvero giocare come mezzala. Vediamo se si inserirà proprio come il numero 4, se invece garantirà una chiusura, una presenza difensiva maggiore, ma questo lo scopriremo soltanto con il match. Nel frattempo rimessa laterale per il Marsala con l'aggancio tentato da Costa, poi Scozzari allontana il pallone, palla che rimbalza con Cannino che va dietro da scuffia tra le braccia del gigantesco portiere. Lancio lungo a cercare la testa di Costa, la mette giù, invece come si chiede anche un tocco con il braccio da parte di Lobosco, ma l'editore è tutto regolare. Poi gioco fermo, sarà invece calcio di punizione per il Marsala, che dunque si affaccia subito alle parti di Cannizzaro. Anzi no, non è calcio di punizione Marsala, ma è gioco fermo. Palla veneziana però, perché chiaramente è stata toccata dall'arbitro. Lonigro, sventata lunga, ancora una testa una volta a Scozzari. Si cerca tanto questo genere di azioni con Lonigro, che già ha fatto vedere un paio di volte di saper lanciare e anche molto molto bene. Costa in mezzo a due, magia di Costa, bella giocata, poi mette dentro e non ci arriva per un soffio, credo Lobosco, ma nel frattempo è stata provvidenziale la chiusura da parte del vice capitano Costa, che ha fatto una diagonale perfetta. Lui che è terzino, è andato a chiudere sull'attaccante, insomma perfetto qui Costa. Ha concesso la rimessa laterale, ma va bene così. Da quella distanza effettivamente è praticamente a botta sicura. Dopo c'è qualche scaramuccia per quanto riguarda l'area di rigore. Direttore di gara, signor Lapaia, ha subito chiamato il protagonista in campo a dire: io fermo il gioco, non lo faccio. Intanto Lonigro fa sul secondo palo, uscita a vuoto del portiere e poi il colpo di testa immediato e vantaggio Marsala dopo appena 3 minuti di gioco. Una doccia freddissima per il Bagheria, che non aveva impattato effettivamente al meglio. Adesso vediamo che ha segnato, non si è capito molto bene. Dovrebbe essere Lobosco, dovrebbe essere. Infatti sì, è Lobosco che sta esultando, ma la sua esperienza anche in campionati sicuramente superiori rispetto all'eccellenza lo dimostra sempre. Un attaccante fuori categoria. Oggi fa questo gol perché ci vuole tanta bravura. Chiaramente è poi da sottolineare il pallone di Lonigro, che qui è perfetto perché lo mette con il sinistro sul secondo palo, però sottolineare anche l'errore in realtà di Cannizzaro, che da lì non può fare un'uscita del genere e mettere in difficoltà poi anche la difesa. E lo Bosco chiaramente da lì non se lo fa ripetere 2 volte. Vantaggio immediato del Marsala. Bagheria al momento molto spento, ma anche la prima di Mister Grimaudo. Vediamo, forse ancora bisogna capire i dettagli. Scozzari, Caldieraro cerca di agganciare il pallone, sempre tanto tecnico, palla con l'esterno nuovamente per Scozzari, chiude invece molto bene Cannino in vantaggio quel difensore centrale.
Sarà lui infatti il leader della difesa, perché abbiamo Tricoli vicino a lui, ma anche Fradella, ma è lui il centrale. Scozzari prova a passare, non riesce. Costa, Corso, ex San Giorgio Piana, proprio come mister Chinnici, ma non è l'unico che mister Chinnici si è portato dalla sua passata gestione. Costa, palla in verticale per Lo Bosco, poteva calciarlo, insegue come può Costa, palla dietro. Poi Lo Nigro, palla ancora una volta geniale, poi sbaglia l'aggancio, sbaglia il passaggio in mezzo, poi va giù. Aveva calciato in porta a mano, aveva segnato, però che palla ancora avato Lo Nigro, che ha una capacità di mettere i compagni davanti alla porta che è veramente impressionante. Alessio Lo Nigro, ma è un giocatore che conosciamo tanto tanto bene, effettivamente non è una novità, ecco. Cannizzaro al momento, cioè, quello che si è visto per il Bagheria è che Costa, che è il terzino, aiuta tanto i centrali che sono Gallina e Pennisi. Sicuramente è una cosa positiva, perché il terzino, quando aiuta, dà una mano anche in fase difensiva nelle marcature, è sempre un qualcosa di buono, però credo che i centrali oggi debbano un attimino sistemarsi meglio, perché sullo Bosco da chiudere proprio Costa, e diciamo che la marcatura non era proprio la sua, quindi Tricoli, anche lui ex San Giorgio Piana, proprio come Corso, ma anche Miliziano. Intanto Lo Nigro mette palla molto bene giù, va dietro, Cannino, Tricoli, Corso, bella palla sempre per Lo Bosco, che può arrivarci. Cannizzaro questa volta in anticipo con Penisi, che l'ha un po' rallentato l'attaccante, ma insomma cerca tanto questo genere di occasione. Lo Nigro, forse con il braccio, si continua. Rosciglione dietro, palla un po' complicata a Fradella. Cannino. Lo Nigro. Mezza a due, vuole fare questa giocata, non ci riesce, anche perché la pressione è buona da parte delle Bagheria con Scozzari, ma anche soprattutto Vetrano, che qui gliela sradicata, scuffia. Non ha fretta chiaramente il portiere di battere rapidamente, e quindi si appoggia da Tricoli, che poi va a lungo. Cercare il Rosciglione, anzi cercare Costa, ma la palla è un po' profonda e dunque Pizzo cambia il pallone, va in rimessa laterale con Scozzari, si gira in mezzo a due, quasi ci riesce, poi va giù invece Francesco Corso, che fa valere la sua esperienza. Dunque calcio di punizione con Lo Nigro, che se fa la sua solita sventaita lunga, no, questa volta preferisce tornare dito da Tricoli. Centrale, Corso, aggancio, il passaggio forse non dei migliori. Tricoli, nuovamente Corso, due ex San Giorgio Piana, proprio come mister Chinnici. Poi la prima cosa, fa una grande idea per la velocità da parte di Rosciglione, che sterza con il tacco, rete su Pizzo, poi cerca un cross, l'aggancia Lo Bosco, poi Gallina, perfetto, qui molto bravo a chiudere sull'esperto attaccante, dato in anticipo, e ha fatto secondo me la scelta giusta. Nel frattempo sentite anche la voce di mister Chinnici, che come sempre insomma vive tanto la partita. Pizzo, Ballariano mette giù la palla, si ferma sterzata, ma regala il pallone a Lo Nigro, si va da Manno, calcio con il petto, poi dall'altra parte si è cercato Fradella, potrebbe crossare intanto Genesio, chiusura di testa di Florio, poi Genesio di testa nuovamente, e adesso Corso, va dietro, Cannino, pressione alta di Caldieraro, qui forse è andato un po' troppo sparato, ma è stato poi invece bravo a ritornare qui, a tallonare il difensore, ma ne esce invece da fenomeno assoluto praticamente Fradella. Poi palla su Corso, nuovamente sulla sinistra, può rientrare, vediamo se calcia, cerca una conclusione, infatti Manno. Hai visto che era orientato per andare nell'uno contro uno? Se vedi che poi è l'uno contro uno, attaccami la porta! Avete sentito le parole di Mr. Chinnici abbastanza chiare, ovvero quando si va nell'uno contro uno, quindi quando Manno va nell'uno contro uno, tu attacca la porta, perché effettivamente lì ci può essere una respinta, può esserci anche un cross, da lì la palla la puoi buttare dentro, quindi insomma questo è stato il concetto. Genesio, cross dentro, quasi diventa un tiro, con Cannizzaro chiaramente in maniera molto molto serena, battezzando la palla fuori. Intanto sono passati 9 minuti e 27 di gioco.
Una partita comunque fin da subito molto entusiasmante, con tanti colpi di scena. C'è subito il vantaggio dopo 3 minuti, firmato Lo Bosco. Di prima Scozzari, Pizzo, bella idea questa, rientra bene, forse un po' se la allunga e poi Lo Nigro riesce anche ad avere un pizzico di fortuna, il rimpallo, poi si va dietro, c'è un tocco con il braccio da parte di Vetrano, il fischio da parte del signor La Paglia di Enna a indicare il calcio di punizione per il Marsala, dunque con Tricoli e Cannino. C'è dietro anche Scuffia, ma non credo vada lì. Infatti qui sbaglia il passaggio perché regala tutto a Caldieraro, poi Lo Nigro con tanta esperienza si mette davanti col corpo, qui forse quasi sbaglia la scelta, ma alla fine gli va anche bene così. Costa con l'esterno, prova a dialogare e non ne riesce. Corso, Lo Nigro va dietro, Tricoli mette controtempo il difensore, poi Corso, Lo Nigro di prima, aggancio meraviglioso da parte di Lo Bosco, poi Corso vede l'idea geniale per Costa, forse fuori gioco, si continua tutto regolare, ancora Costa è molto largo, calcia verso la porta, non la trova, però qualche dubbio, sembrava essere effettivamente partito un po' in anticipo, quindi credo che effettivamente il fuorigioco potesse starci qui, però Guardarina non ha alzato la bandierina, i dubbi effettivamente rimangono ed erano anche, secondo me, abbastanza fondati da parte delle Bagheria, però Costa qui non l'ha sfruttata al meglio. Bella palla però di Lo Bosco, che prima fa un gran lavoro, perché da pivot, praticamente, per citare il calcio a 5 chiaramente, o il basket, va a farsi dare questa palla, fa un po' il fulcro del gioco, quindi si mette lì, si posiziona lì, la aggancia perfettamente e poi serve i compagni con delle sponde, ma è quello che chiaramente Lo Bosco deve fare, quello che sa fare, lo sa fare anche molto molto bene. Poi chiaramente in zona gol è importante, l'ha visto sicuramente il Bagheria, perché dopo 3 minuti è subito colpito, però questo è il tipo di lavoro che deve fare. Intanto bravo qui, palla, Rieno cerca la porta, anzi si trattava di Raffaele Giglio, chiedo scusa, e Gio con quel mancino, quando ha quel genere di palloni, secondo me li deve sempre provare, perché il suo mancino è tanto tanto importante. La palla stava rimbalzando in maniera corretta, Scuffia era forse leggermente fuori dai pali, quindi da lì ha fatto bene secondo me a provarci. Lo Bosco questa volta è fuori gioco, non ci sono dubbi. Florio, pressato subito da Lo Nigro, si torna dietro infatti da Pennisi, l'ex giocatore dell'Ascari. Nel frattempo c'è una palla molto lunga con Scozzari che lo insegue, ma fa fallo su Rosciglione. Ci ha provato Scozzari con la sua velocità, era giusta l'idea di Pennisi, però forse doveva essere leggermente meno profonda per non mettere poi in difficoltà il compagno. Nel frattempo minuto quasi 13 di gioco, 0-1 il risultato. Ricordiamo è la prima di Mister Grimaudo in panchina dopo aver rilevato Mister Tomasello, che invece ha ottenuto la promozione dal campionato appunto di promozione all'eccellenza, ma anche una grande prima parte di stagione, poi qualche sconfitta di troppo e ha portato anche all'esonero. Lo Nigro di prima a mano, Lo Bosco aggancia ancora una volta, però Ballareno è bravissimo a recuperare il pallone. Giocatore molto giovane Lorenzo Ballareno, questo è 2006, ma sembra veramente un veterano per come gioca, tanta grinta, qualità nei piedi. Forse dovessimo trovare un neo probabilmente, e magari che manca qualcosa dal punto di vista dei gol, però insomma ragazzo molto molto giovane, sicuramente con un gran futuro davanti, ottime capacità, non soltanto palla al piede ma anche senza palla, che non è scontato. Intanto qui sbaglia perché forse è un po' troppo leggero nella difesa e poi va giù, e qui c'è calcio di punizione anche abbastanza netto, dato giù Giglio, e qui calcio di punizione, vediamo chi batte, perché solitamente c'è sempre la solita diatriba, va Giglio, va Petrullo, oggi però Petrullo è in panchina, di conseguenza credo che il mancino di Giglio possa essere uno dei principali candidati a battere, però c'è anche Calderano, ma si è allontanato, quindi adesso sì, va Giglio, insomma, pochi dubbi. Si sta un po' lamentando Rosciglione, però insomma il fallo era abbastanza netto. Con Geneso che invece sta dando indicazioni ai compagni dentro l'area di rigore a dire ok, prendiamoci le marcature bene. Scuffia chiaramente si mette al momento sul palo per guardare la barriera e per sistemarla al meglio.
con Rosciglione e Manno in barriera. Gio invece sul punto di battuta, c'è rimorchio Ballariano che potrebbe arrivare con una conclusione, però sembra un po' difficile, a meno che non ci sia qualche blocco, forse è lì al limite della di rigore per arrivare alla conclusione, insomma, però. Infatti Ballariano si era avvicinato un attimo. Gio, infatti proprio questa è la giocata, quasi scivola, Ballariano col mancino, non aveva nemmeno calciato male, ma Scuffia era tranquillissimo, e un portiere come lui per impensierirlo serve veramente ben altro. Si rimane sullo 0-1, ma questo è il primo tiro del Bagheria in questo match, lo fa al minuto 15 con Ballariano. Nel frattempo mister Grimaldo, sentite le voci parlare con Joao Caldieraro, forse per indicargli una fase di pressione maggiore per non permettere a Marsala di uscire. Nel frattempo arriva Floro in anticipo con Corso, ma Rosciglione alla meglio, ancora una volta allarga il gioco molto bene su Genesio, il capitano la controlla, ma se rientra, scarica dietro per Rosciglione, ancora una volta col mancino, poi scambia a Loretolo, Bosco cerca di girarsi ma non ci riesce, poi palla ancora dentro con Scuffia, arriva puntualissimo, con Scuffia, chiedo scusa, con Cannizzaro chiaramente. Scuffia è il portiere del Marsala. Pizzo, Pennisi, centrale da Ballariano, che adesso sembra quasi forse essersi scambiato la posizione con Florio, perché Florio lo vediamo più centrale adesso. Questa era semplicemente un'impressione. Caldieraro cerca di pallare su Scozzari, ma molto bravo che Rosciglione a chiudere la diagonale. Lo Nigro, ennesimo lancio, questa volta per la velocità di Manno, Cannizzaro di testa. Forse poteva, secondo me, anche fare scorrere questo pallone per poi controllarlo con le mani dentro la di rigore. Non l'ha fatto, ha cercato forse invece un'uscita quasi da libero per interrompere quelle che sono state le trame offensive. Manno vuole girarsi, poi quasi si addormenta, ma Costa non ha nemmeno un pizzico di fortuna nel rimpallo, cioè comunque può servire Gallina che scende fuori con la palla. Ballariano alza la testa, Mancino, sventagliata molto positiva, perché qui c'è la velocità di Scozzari che potrebbe prendere il pallone, lo controlla contro Tricoli, lo fronteggia, vediamo se rientra Scozzari, Tricoli lo infastidisce, poi Pizzo, bella giocata col mancino, sta giocando bene Pizzo, scambia con il compagno, si butta dentro, palla di ritorno, Caldieraro, bella idea, Pizzo ancora, rientra, poi nuovamente si appoggia dietro, cross dentro per cercare la testa di Vetrano, che però si accontenta di una rimessa, no, perché la prende, la tiene in campo. Gio va sul mancino, cerca la giocata solitaria, Ballariano ancora una volta si autolancia, poi mancino di Ballariano, che fatto bene a provarlo, poi è un po' quello che stavamo dicendo prima, la classica regola dei telecronisti. Ballariano forse gli mancano soltanto forse qualcosa di numeri dal punto di vista offensivo, è già calciato 2 volte da quando l'abbiamo detto, quindi chiaramente non c'è sentito, però forse è un qualcosa sul quale lui vuole lavorare tanto, perché a differenza delle altre partite lo stiamo vedendo anche un po' più provare questo tipo di giocata, ed è sicuramente una cosa positiva, perché un giocatore come lui deve provarla con i piedi che c'ha, e questo tiro, a differenza del precedenza che era andato fuori, questo almeno da qui sembrava comunque diretto in porta. Poi chiaramente bisogna battere un super portiere come Scuffia, però prendo già la porta, sicuramente è qualcosa di positivo, può anche nascere una ribattuta o comunque anche una traiettoria poi imprendibile per il portiere, quindi insomma qualcosa di positivo. Dopo un ottimo inizio da parte del Marsala, adesso è il Bagheria a fare la partita. No Nigro, palla ancora una volta lunga e perfetta per Rosciglione, ma Scozzari perfetto in fase di raddoppio, aiutando Pizzo. Rosciglione con le mani, non sa chi darla, trova adesso invece l'inserimento di Costa, in mezzo a 2, Costa ancora se ne va molto bene, poi Pizzo sporca quel pallone, Pennisi, palla in calcio d'angolo, si chiedeva direttamente una rimessa dal fondo, ma non è per il diritto di gara, e lo Nigro adesso ancora a battere, che nel primo tempo effettivamente è stato il fattore scatenante del vantaggio del Marsala. Vediamo adesso come lo batte, ma credo che sarà una situazione un po' analoga. Lo Nigro va ancora lì e Cannizzaro questa volta è bravissimo con i pugni. C'è qualcuno a terra ma si continua. Costa, poi una sbracciata, si continua ancora. Costa suola, perché un traversone col mancino. Poi Gallina si arrabbia tanto, dice ho preso una manata. Effettivamente da qui sembrava ci potesse essere stata una piccola sbracciata
sul centrale. E poi rimessa con le mani. Corso. Che il gioco però verso nessuno. Lo Nigro di prima costa, gioca benissimo il Marsala. Poi traversone dentro di Rosciglione, palla che viene respinta dal polpaccio di Pennisi e poi si riparte a 1000 con Ballariano, ancora una volta lancio lungo da quella parte per cercare Gigio, ma in anticipo Genesio che però regala soltanto il controllo a Calderaro, che può avanzare. Calderaro ancora deve cercare con la sua tecnica di trovare la giocata. Lui e Gigio sicuramente sono i giocatori più tecnici, devono provarlo. Gigio, traversone sul secondo palo, non arriva la zampata vincente da parte di Vetrano. Sicuramente l'idea era corretta da parte di Raffaele Gigio, un attacco molto molto giovane perché sono 2004, 2005, 2005, insomma sicuramente è un bel progetto quello del Bagheria con tanti giovani. Pennisi, poi non perfetto lo Nigro, questo è il primo errore della sua partita. Ballariano va in anticipo, poi Corso, lo Nigro ancora, questa volta giganteggia a centrocampo. Dopo un piccolo errore si è rifatto sicuramente alla grande. Di testa poi lo Bosco, c'è lo scatto di Manno, in anticipo Gallina, questa volta è fallo. È giallo! Adesso c'è cartellino, perché effettivamente anche Costa stava mimando un intervento un po' scomposto da parte di Manno. Sembrerebbe essere di no. Non è sicuramente un fallo cattivo, ha provato a prendere il pallone, ma Gallina è arrivato prima. Quindi fallo corretto, ma non c'è giallo, effettivamente. Sento anche di essere corretto, di essere d'accordo. Non ci sono, secondo me, forse gli estremi per una sanzione di colore giallo, effettivamente. Seppur sia stato comunque fallo. Gallina. Lancio a cercare Vetrano, in testa Cannino, poi Costa, nuovamente un altro lancio, Cannizzaro ancora di testa, questa volta è però fuori gioco. Si cerca tanto questo tipo di soluzione, questo tipo di palla. Poi fallo. Cannizzaro dopo il tocco di Pennisi. Lancio lungo, in testa cerca di spizzarla come può Scozzari, ma non ci arriva, c'è l'anticipo di Rosciglione. Lo pressa alto Giglio, poi bella un po' complicata per Scuffia, che infatti la controlla, poi la getta lontano come può. In testa cerca di avere la meglio pizza, effettivamente ci riesce, ma poi sbaglia il passaggio. Corso. Genesio mette giù palla benissimo con il tacco, se la porta, poi adesso Genesio, palla in verticale, Gallina capisce tutto molto bene, poi col mancino subito in verticale Calderaro senza guardare, ma in questo caso era meglio guardare perché Gio stava attaccando la profondità, non è stata una scelta giusta. Manno cerca di controllare il pallone, si gira molto molto bene per la velocità, poi da parte di Lo Bosco che cerca un dribbling e probabilmente un tiro a giro. Era questa secondo me l'idea, quantomeno l'idea iniziale. Non gli è però riuscita, ha provato a ubriacare di finta il difensore, ma è stato molto bravo qui a rimanere in piedi fino all'ultimo e a non concedere tutto ciò. Nel frattempo lo Nigro a battere è stato un fattore nel corso del primo tempo con il gol. Stavolta non lo è, rimane lì Lo Bosco, prova a girarsi, poi Cannino attacca la porta, ma c'è Cannizzaro in super anticipo, poi va subito lungo a cercare Scozzari, c'è anche Calderaro, poi Scozzari con il petto la mette giù, Scozzari controlla la palla, potrebbe anche calciare col destro, non calcia molto bene, ma trova comunque una deviazione.
Quindi calcio d'angolo con il mancino da parte di Gio, sempre molto educato, si cerca una deviazione, poi Vetrano non arriva a calciare verso la porta, l'ha un po' ciccata. Poi Scozzari cerca il raddoppio insieme a Pizzo con Rosciglione che anche con un pizzico di fortuna riesce comunque a seguire i compagni. Genesio di prima, Costa, guarda qui fa forse un brutto errore Ballarino perché lascia troppo solo l'avversario. Lo Bosco ancora calcia a giro con il destro, aveva provato, anzi non era Lo Bosco, chiedo scusa, era Manno, aveva provato questo destro a giro ma non è stato all'altezza della preparazione che era stata invece sicuramente positiva. Ballariano, Pizzo, buona gara comunque da parte del numero 3, molto giovane, più piccolo in campo, ma sta giocando secondo me una buona partita. Comunque contro una squadra come il Marsala, che sicuramente vorrei dire è tra le più forti del campionato, ma chiaramente è la seconda più forte del campionato perché al momento la prima è comunque delicata. Dribbling ottimo da parte di Gio che mette dentro questo pallone, chiude in diagonale Rosciglione, è una bella pala questa tentata per la testa di Scozzari. C'è un colpo di testa che nega tutto, ma il Bagheria dopo un primo momento di appannamento adesso sta anche giocando una buona gara, però non riesce a trovare la via del gol. Effettivamente il Marsala è anche la difesa meno battuta di questo campionato, quindi insomma troviamo anche una motivazione sulla non via del gol per il Bagheria, perché chiaramente il Marsala difende tanto bene. Caldieraro, battuta corta, Florio, poi scoffia, arriva puntualissimo, si è anche messo il cappellino blu, giustamente come la maglietta dei compagni, però il sole è anche un po' scomparso, quindi forse credo lo leverà tra un po'. Costa, c'è un passaggio ma è decisamente da dimenticare, ringrazio infatti Ballariano, anzi Gio, viene fermato, poi Florio alza il pallone, Caldieraro la controlla, non so se rientra sul destro e calcio, potrebbe essere una soluzione. Va dietro, Florio scambia col compagno, Gio per Vetrano, non trova la posizione. E poi Manno, c'è l'inserimento di Lo Bosco, Manno bella palla, proprio per Lo Bosco, è più veloce da parte di Pennisi, Cannizzaro invece è bravissimo qui perché capisce prima il pericolo, perché Pennisi in velocità non è un difensore molto veloce, Lo Bosco l'aveva effettivamente staccato, ha preferito uscire lui in anticipo. Caldieraro, Corso aveva capito tutto. Florio, Costa, poi con il petto se la porta via molto bene, viene fermato da un ottimo Gallina che però rimane anche a terra. Si continua, Lonigro per Manno che cerca una palla dentro, Pennisi con il quadricipite. Nel frattempo si lamenta Corso, dice il 10 è sempre solo, quindi parlando per Caldieraro sicuramente cosa nelle marcature. Il tempo sarà calcio d'angolo, ma secondo me il gioco andava fermato prima perché lo sconto precedente erano rimasti giù ben due giocatori. Nel frattempo cambio palla. Nel frattempo Cannizzaro chiama le marcature con l'Onigro pronto a battere. Salgono un po' tutti. C'è tanta confusione all'interno dell'area di rigore. Va dentro in testa, la tocca Costa, palla che rimane lì, viene allontanata, fallo in attacco. Con il Ballariano che aveva comunque allontanato il pallone. Cannizzaro, Pennisi, Ballariano, Costa, Ballariano la controlla, va dietro, Pennisi
si prende la responsabilità di prendersi qualche metro. Poi Scozzari un po' anticipato. Corso. Lo Bosco vuole girarsi in mezzo a due. Quasi ci riesce. Ballariano, poi Pizzo mette una pezza. Ripetiamo, sicuramente uno dei migliori al momento delle Bagheria, questo giovane terzino. Genesio la controlla, Ballariano ancora una volta a rubare il pallone, gran partita anche per lui come sempre. Giglio, si deve invece cercare di accendersi proprio lui, che è il giocatore più pericoloso del Bagheria, un mancino veramente tanto interessante, ma forse ancora non si è acceso. Ballariano, intanto prova lui la giocata, Scozzari mette dentro questa palla fuori gioco, anche qui forse un qualche dubbio, perché sembrava essere partito leggermente prima, quindi poteva in realtà forse essere buona, ma ci fidiamo chiaramente da parte di Guardaline, che chiaramente oltre che maggiore occhio hanno pure più esperienza. Nel tempo è tornato il sole ed effettivamente Scozia non ha abbandonato il cappellino. Fradella vuole centralmente lo Bosco, cerca di fare passare il pallone, ma in anticipo Costa. Gallina, Florio, Pennisi. Poi palla di Pisa interessante per Scozzari, che poteva partire, uscire lo rallenta un po'. Poi Scozzari lo trattiene e forse qui andava, credo, fischiato un calcio di punizione, perché effettivamente lo Sciglione si è aiutato con le braccia, un po' spinto in maniera secondo me irregolare, però non per il signor Lapaia, che ha deciso di far continuare, secondo me. Però qui c'è anche un errore da parte di Scozzari, che comunque non deve fermarsi, perché questi interventi a volte gli arbitri non li fischiano, di conseguenza ha perso il pallone e si è stato fermo, insomma sicuramente questo è un errore. Florio, dopo il tocco di Giglio, avanza il capitano, cerca di guardare i compagni al centro, trova il traversone dalle parti di Scozzari, ma si continua. Caldieraro la controlla, deve puntare l'uomo come viene anche indicato dalla panchina. Caldieraro è sul destro, viene fermato da un super Ciccio Corso e poi riparte Manno con Ballariano ancora una volta a giganteggiare. Ballariano lo trova anche la punizione. Che partita, che giocatore il Ballariano, classe 2006, vale la pena sempre ricordare che sono giovani molto interessanti e lui è uno di questi. Pennisi. Gallina. Poi il tocco sbagliato qui per Gio, che comunque lo ringrazia. All'anticipo di Fradella si gioca veramente tanto poco sulla destra, si gioca invece molto di più sulla sinistra, con Scozzari che tra i più cercati, invece Gio veramente poco e niente. Si gioca di prima, Genesio alza la testa, volge uno sguardo ai compagni, ma tiene ancora questa palla, cambia tutto. Le parti di Fradella era veramente tanto complicato qui tenerla in campo, forse un'idea un po' sbagliata da parte del capitano, che palla lunga, ottima, perché c'è la velocità di Gio, è tutto regolare. Gio ancora con il destro, cerca il traversone dentro, non arriva, poi arriva la conclusione probabilmente di Vetrano, ma viene fermato sul più bello, poteva arrivare forse un po' prima. Pizzo guarda i compagni, cerca un passaggio per Caldieraro che finta di suola ancora una volta, poi Corso è un osso durissimo. Poi lo Nigro aiuta anche lo Bosco, ma Caldieraro mette una pezza, scambia con il compagno, va giù, forse c'è calcio di punizione, non c'è nulla. Palla che rimbalza, lo Bosco fa valere l'esperienza contro Ballariano e poi Pennisi tende che Ballariano si alzi e poi si appoggia dietro saggiamente. Era una grande occasione quella del Bagheria, che adesso forse meriterebbe anche qualcosina in più rispetto al risultato. Pennisi, mister Rimondo infatti sta parlando con Caldieraro. Florio, bella palla per Gio, è tutto regolare, partito prima nettamente Gio con il mancino, non trova la porta, ma
Florio quando dà queste palle, Gio quando si inserisce, questa è veramente una soluzione molto molto interessante. Lo deve provare anche un po' di più secondo me il Bagheria, perché Gio è un giocatore tanto tanto importante per questa squadra. Poi Scuffia a battere, sta un po' faticando il Marsala adesso, complice anche la buona gara da parte delle Bagheria comunque. Scuffia va a lungo, di testa saltano lo Bosco, ma soprattutto Pennisi, che è anche la meglio. Ballariano va dito direttamente da Cannizzaro. Pennisi, c'è largo Pizzo, si cerca invece da Scozzari, anzi Caldieraro che mette giù con il petto, molto bene. Poi palla verticale ottima per Scozzari, questa sì che è una bella idea. Sta cercando di accendersi anche Caldieraro perché effettivamente ha fatto tante cose ma quasi mai la scelta giusta. Adesso invece anche un po' cambiato la sua posizione, lo vediamo adesso un po' più laterale, un po' più sulla sinistra per rientrare sul suo destro perché lì sì che può fare tanta paura. Calcio d'angolo, testa salta Cannino, non c'è nessuno a rimorchio, arriva Gallina, lascia rimbalzare il pallone, poi la svirgola un po'. E poi fallo forse di Gio, no, si continua. Tutta dentro, arriva Florio, la controlla, Florio mette dentro sta palla sul secondo palo, Caldieraro in maniera forse un po' sporca. Arriva la palla lì e Caldieraro molto largo, molto furbo, molto bravo, fa 1-1. Ed è 1-1, la ripresa del Bagheria. Effettivamente lo stavamo dicendo, stava giocando bene, stava meritando il pareggio ed effettivamente è arrivato, quindi tutto corretto con questo pari da parte di Caldieraro che dunque trova questo gol importantissimo, il numero 10 su una palla messa al secondo palo da Florio, ma credo che più che un passaggio fosse un tiro. Ma va bene così a Mr. Grimaudo, credo che non importi che fosse un passaggio o meno, credo che a lui importi semplicemente che la palla sia entrata in porta. Lonigro e poi va lunghissimo Ballariano senza badare allo stile. Oggi un pari potrebbe anche andare benissimo in realtà al Bagheria che effettivamente dopo una grande prima parte di stagione poi ha un po' faticato da dicembre in poi e un punto oggi potrebbe essere importante contro quella che è la seconda della classe, quello che è l'obiettivo. Poi ricordiamo che bisognerà vedere poi tutti gli altri risultati, però il CUS perde al momento con il Camarat, Castelvetrano pareggia con il Bagheria, Monteleve pareggia con lo Sciacca, l'Accademia Trapani invece ha perso invece di ieri contro il Partinico d'Oce, dunque anche un pareggio oggi potrebbe significare una piccola boccata d'ossigeno per il Bagheria. Cannino, Pennisi, bella aggancio, alza verso Caldieraro, in testa la controlla male Triccoli, poi Caldieraro mette tutti d'accordo in mezzo a 2, in mezzo a 3, Caldieraro serve Scozzari, forse fuori gioco, no, si continua, poi dentro verso la girata da parte di Vetrano che però non è preciso, è una bella palla quella di Scozzari comunque. Nel frattempo non ce la fa Cagnoto, si tocca credo l'adduttore, però non si vede molto bene da qui, mi è sembrato, però non si è capito molto bene. L'enterà invece Giardina in difesa. Questo è sicuramente un brutto colpo per Mr. Chinnici, che dovrà fare a meno
di Cagnotto, sembra toccarsi l'adduttore il difensore, però non diamo diagnosi perché non siamo sicuri effettivamente di ciò. Da qui sembrava così. Sicuramente qualcosa di muscolare, perché ha fatto anche il movimento di aver sentito tirare il muscolo. Quindi fuori Cannino, dicevamo, dentro Giardino. Lo Nigro, la sporca quel poco che basta per Lo Bosco. Poi arriva Manno, viene fermato e poi Gio cerca di allungare questo pallone con Giardina subito pronto al primo scatto. Tra l'altro non ci siamo accorti se effettivamente si sia riscaldato o meno Giardina. Da qui mi è sembrato di vedere di no, non mi è sembrato si fosse riscaldato, quindi è completamente a freddo. È vero che non manca molto, mancano 5 minuti, credo che adesso il Marsala la gestirà almeno fino a fine primo tempo per cercare anche di non rischiare su scatti eventuali che potrebbero essere negativi. Costa e la palla qui per Genesio, mette giù la palla, mette dentro il traversone, la controlla Gallina, poi tacco di Florio molto rischioso con il tiro a giro da parte di Corso, anzi da parte di Genesio, però qui Florio fa una giocata incomprensibile perché aveva messo in difficoltà poi il compagno con questo tacco improvviso che effettivamente non andava fatto. Tanto Cannizzaro sul punto di battuta accorcia la posizione Ballariano e si fa prendere questo pallone. Pennisi, pressione alta del Marsala, Ballariano, fallo di Costa. Giallo, esci i cartellini! Si chiede un giallo ma non c'è nulla. Si è rialzato Ballariano intanto, anche aiutato da Cannizzaro. Vediamo quanto ci sarà di recupero, credo forse 2 minuti tra gol, che piccola interruzione, il cambio. Caldirano, bel aggancio, Caldirano calcia, scuffia, mette in calcio d'angolo, questa sì era una bella occasione, con il rilancio direttamente di Cannizzaro per il controllo magico da parte di Calderaro. La mette giù con il tacco, molto bene, poi calcia subito, di prima intenzione, senza pensarci 2 volte. Scuffia è costretto ad andare in calcio d'angolo. Sta accendendo adesso il 10. Caldirano sempre basso, Genese allontana, poi Costa la mette giù con quasi con qualità, perché effettivamente l'aveva sì messa giù bene, ma poi è stato un po' sfortunato perché la palla ha preso un rimbalzo che è terminata fuori. Scozza lì. Poi fallo. Oh, vattene in porta, Cannizzaro! Al tempo Cannizzaro è molto arrabbiato e è a centrocampo. Era molto arrabbiato con il guardalineo per forse qualche cartellino non dato, forse qualche calcio di punizione non dato. Ma Pizzo a battere intanto. Va Pizzo, va dentro, allontana di testa Genesio, come poi Caldiero di testa anche lui. Penny si salta, forse un po' spinto, si continua, non c'è nulla. Corso mette una pezza gigantesca, rimbalza la palla una volta e Ballerino di testa si appoggia da Cannizzaro, che la prende con le mani. Gallina. Pizzo. Caldiraro, Pizzo di nuovo. Lontana la palla, cerca di servire
poi Vetrano, poi Florio, Vetrano ancora, Tricoli, poi la controlla un po' Scozzari, ma non c'è niente, si continua, scuffia, Giardina, tacco Manno a liberare lo Bosco di prima, poi lo Nigro alza questa sguarda ancora una volta e trova Costa, bel aggancio, questa volta la tiene in campo, Costa cerca il traversone, Pizzo bravissimo a respingere mettendo la gamba lì nel punto giusto. Messa con le mani, poi traversamento Pennisi di testa, ma che si impenna Florio, Caldi erano con il petto, se la porta avanti, poi con l'esterno si appoggia, cambia lato di tacco, Scozzari la sporca quel poco che basta per farlo arrivare. Vedi Di Gio che deve puntare, Giglio sul mancino, Giglio calcia, prende in pieno però Genesio che aveva recuperato la posizione, poi Vetrano, e il tocco, Corso, minuto 46 di gioco, siamo già oltre di un minuto. Genesio lascia il pallone lì allo Nigro, non va a lungo, va dallo Bosco, si è appoggiato bene, poi nuovamente a cercare la velocità di Manno che la contorna, la tiene in campo, Manno ancora e da dietro fallo e calcio di punizione. Vediamo quanto manca, perché effettivamente siamo già a 46 e 30 secondi, quindi siamo già oltre 1 minuto e 30 rispetto al tempo regolamentare. Siamo chiaramente nel recupero. Dovrebbe essere l'ultima occasione del primo tempo con l'Onigro. Vediamo se calcia, perché da lì cerca invece un traversone, ancora Canizzaro non perfetto con le mani. E c'è ancora tempo per giocare, bella giocata di Vetrano, va giù e finisce anche il primo tempo. 1-1 il risultato tra Bagheria e Marsano. Come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché qui il suo tempo della sfida dopo. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinico Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinico Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia Ferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinico Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam, che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la possibile di testa, prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinico Audace.
battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol a segnare il numero 6 Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato, è 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-011, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce, conclusione sul primo palo. Zummo dopo una deviazione deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi, chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-011 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine con questa giocata ancora sul lato sinistro la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Vega, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa, e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta.
Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza Stassi, forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri, Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio. Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico passò il pallone, Pizzolato pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta, pallone che spiove sul secondo palo, Stassi e arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Serie di finte, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Muratore, Becca, cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico, è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato, Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone, 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare, vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida. È stato di 1-1, come potete benissimo vedere qui il nostro scoreboard. Non ci sono stati cambi, quindi insomma si ricomincerà con i stessi 22 che hanno terminato il match. Si è riscaldato tanto Giardina, che invece era entrato al minuto 40 per Cannino, uscito per infortunio. Inizia anche la seconda frazione, inizia il secondo tempo con subito pallone lungo a cercare la testa da parte di Scozza, e poi scivola Caldieraro. Ballariano, Pizzo scambia con Scozzeri. Pennisi messo un po' in difficoltà con questo passaggio, infatti torna dietro nelle parti di Canizzaro. Poi fuori gioco di rientro con Corso. Marsala è molto arrabbiata dicendo che è stato effettivamente il Bagheria a passare il pallone, dunque non è fuori gioco, ma la bandierina era già alzata prima in realtà che ci fosse quel tipo di tocco. Dunque calcio di punizione per il Bagheria con Canizzaro, che andrà sicuramente corto, infatti è così, va da Gallina. Testa respinge Fradella, poi Ballariano, bella giocata, ancora finta di corpo, poi cambia tutto da Scozzari che mette giù con il mancino, vediamo se scarica sul compagno, rientra Scozzari ancora, cerca il destro, fermato, poi Giardina allontana come può, si agganciano Gallina e Lo Bosco, non lo vuole fare girare, ma qui scivola pure Gallina, che sicuramente non ha difeso bene qui sullo Bosco, l'ha fatto girare secondo me con troppa facilità. Canizzaro intanto, Ballariano, Pizzo, Pennisi, se cambia gioco Gallina, sbaglia ancora il passaggio, Genesio capisce tutto, poi Pennisi con l'addome, forse anche un pizzico di quadricipite, prova una giocata solitaria, sfonda tutto Pennisi, bella giocata, poi in mezzo a 2, in mezzo a 3 si è chiuso Pennisi, era tanto complicato, qui non deve fare fallo però, perché potrebbe anche prendersi il giallo, per un centrale prendersi un giallo così sarebbe anche abbastanza ingenuo, il direttore di gara un po' lo grazia. Nel calcio di punizione nel frattempo con Lonigro, che come sempre è il protagonista di tutti i calci piazzati. Nel tempo si è riscaldato tanto Tarantino che potrebbe forse entrare. Nel frattempo calcio di punizione, quindi con Lonigro che alza il braccio, che è Genesio, ma va lui col suo sinistro, cerca il secondo palo, Cannizzaro ancora una volta esce, però da qui forse non credo fosse l'idea più corretta al momento, con Nefradella che è stato sì anticipato, ha fatto sì una buona uscita, però forse è un po' eccessiva qui Cannizzaro, con la difesa che credo dovesse effettivamente marcare meglio sul secondo palo e lasciare il portiere tra i pali, perché da lì se Fradella lo anticipa probabilmente è anche gol, perché non c'è poi nessuno pronto a parare quel tiro. Costa vuole girarsi, lo fa molto bene come sempre, poi Penny si allontana. Costa ha una grande qualità a girarsi così, l'ho fatto già 2 volte nel corso del primo tempo, l'ho fatto adesso anche nel secondo, girarsi in un fazzoletto in mezzo a 2, mette davanti il corpo, si mette con il baricentro basso, da lì poi si gira. Tipo sbaglia Vetrano, gara sicuramente non positiva da parte del numero 9. Sbaglia Pennisi con l'anticipo tentato, poi palla dentro con Gallina che allontana. Rosciglione, Corso mette giù la palla, Genesio cerca anche le traversone, di testa Ballariano però l'alza sotto il campanile, poi Pennisi lo mette comunque giù, Ballariano anticipato, ancora Corso a giganteggiare, gran palla, Genesio mette dentro,
e non arriva all'appuntamento qui. Lo Bosco, mani in bocca praticamente per tutti i giocatori del Marsala che avevano praticamente visto un gol. Ma si è salvato qui il Bagheria e Mister Grimoto non è contento perché ha diversi secondi che dice sempre la stessa frase, ovvero ci siamo abbassati di nuovo, quindi probabilmente è un qualcosa che lui all'intervallo ha rimproverato i suoi giocatori, ha detto di non abbassarsi così tanto perché se si abbassano così tanto il Marsala poi gol lo fa ed effettivamente qui c'è stata vicina più che mai. Nel frattempo Canizzaro si prende tutto il tempo a sua disposizione. Pennisi, Bagheria deve cercare di tenere duro, ma non è facile perché mancano ancora 40 minuti alla fine della partita. 1-2, bella giocata, Ponne Scozza, Ripizzo, dialogano i due, poi cerca di tornare anche indietro, forse anche un po' incomprensibilmente perché aveva secondo me lo spazio per poter attaccare un po' di più. Costa, l'anticipo, la palla direttamente in tribuna, vicino a noi. Florio, 1-2, Scozzari per la velocità di Gio che adesso può attaccare Gio, si dimentica il pallone perché Tricoli gli va a tagliare la strada. Bella azione qui da parte del Bagheria che effettivamente con la tecnica di Gio era riuscito anche a sgusciare via. Nel frattempo calcio d'angolo. Con Gio, sempre con il suo solito mancino, pronto a mettere al centro questa palla. Ma lui allontana Giardina, chiede anche scusa perché effettivamente con il sole davanti è stato messo un po' in difficoltà. Battuto corto, Caldieraro mette giù palla che rimane sempre lì, poi si chiede qualcosa, c'è un fischio per il Marsala, intanto Genesio vuole battere immediatamente ma Costa non è dello stesso avviso, si è messo davanti con tanta esperienza effettivamente il terzino, classe 2002, vice capitano della squadra, non Nigro intanto. Ennesimo lancio, Pennisi con l'addome, la controlla anche sulla pressione di Costa, poi scambia con Scozzari che tiene botta, poi va giù corso, si continua, non c'è nulla per ditta di gara, è ancora giù però l'ex San Giorgio. Scozzari vuole interrompere il gioco, si continua, poi Caldieraro ma è fuori gioco. Si rialza adesso Corso con Pizzo che stava per andare a valutare le condizioni dell'avversario ma è tornato in posizione perché il Marsala stava per ribattere. Fradella Siato lancia, poi bellissimo qui il solito Gio a fare un gran lavoro, poi salta l'uomo, Gio ancora, Gio sul mancino, salta sempre tutti, poi scambia, riesce a passare per Vetrano che fa un gran gol, ma tutto parte come sempre da Gio, poi la mitraglia da parte di Vetrano come Batistuta in questo caso, chiaramente solo l'esultanza e fa comunque 2-1. Tutto parte come sempre da Raffaele Gio, non è più una novità per il Bagheria. Fatto veramente di tutto, ha preso palla, ha cercato di sfidare da solo la difesa del Marsala, non è mai una buona idea sfidare la difesa da solo, non è mai l'idea giusta, ma Gio se ne è un po' fregato, lo possiamo dire, ed effettivamente ha fatto pure tantissimo bene. Nel frattempo Genesio ha spinto Vetrano, però non so per quale motivo. Dicevamo quindi Gio se ne è un po' fregato che attaccare una difesa da solo non è mai un'idea corretta, lui l'ha fatto comunque ed effettivamente con quella tecnica è sempre un'idea corretta. Ha fatto passare pure quel pallone in mezzo partita a 5 maglie blu. Poi Vetrano ha fatto un gran bel gol perché l'ha controllata e ha calciato subito a fil di palo battendo un super scuffia che questa volta non poteva veramente fare nulla. Ed dunque 2-1 Bagheria, minuto 54 nel momento migliore del Marsala, un po' come sempre d'altronde quando si gioca a calcio, quando una squadra va meglio a volte è l'altra che segna.
Caldieraro, poi Corso a dare subito fastidio, a tallonare, come sempre a pressare su tutti i palloni. Gallina. Poi va giù e fallo su Scozzari. Quindi calcio di punizione è ancora giù, però effettivamente è stata una brutta botta. Vediamo se alzerà presto. Scozzari si è sicuramente mosso tantissimo nel corso di questa partita. Non ha sicuramente fatto mancare la grinta, non ha sicuramente fatto mancare anche il movimento. Battuta lunga di testa, si spunta con Giglio che la mette ancora adesso un secondo palo, scoffia, la blocca su questo tentativo da parte di Vetrano. Poteva diventare praticamente veramente un assist questo tiro di Giglio. Poi tanto Pizzo fa un buon lavoro su Costa, poi alza della palla, credo qui il giallo ed è giallo infatti. Frattempo credo che qualche cambio tra un po' arrivi in casa Marsala. Tanto rimessa con le mani, venuta rapidamente, si protesta un po', si cerca una traversone, poi palla sporcata, Pizzo lontana. Nel frattempo è pronto, se non sbaglio Sferruzza, ma non è l'unico. Casa Marsala, adesso vi daremo contezza, ma sicuramente Giovanni Sferruzza è un attaccante che ha fatto tanti gol in categoria, un attaccante molto molto forte, sicuramente si posiziona accanto allo Bosco. Intanto cross dentro, dall'altra parte Genesio, forse palla che era uscita fuori, level forse. Intanto Bradolin e poi Calfano, quindi ancora non è il tempo di Sferruzza. Quindi intanto esce sicuramente il Rosciglione, Aramburu, esce Manno per Bradolin, quindi Manno per Bradolin con Galfano invece che va a giocare a destra al posto di Rosciglione. Invece Aramburu entra, vediamo al posto di chi? Esce Scozzari. Dunque si ricomincia dal basso con Cannizzaro, Pennisi ha lasciato lì il pallone, poi il portiere va a lungo, cercare proprio la testa subito di Aramburu, arriva Giardina, poi lo scontro con Triccoli e Vetrano è galvanizzato dal gol, Pizzo di testa nuovamente Giardina, poi l'anticipo da parte di Lobosco, Corso lotta, poi Caldierano fa una buona guardia con Corso si lo stava agganciando, poi si chiedeva un tocco con il braccio ma non c'è nulla. Lobosco per una volta sempre molto bravo nel gioco di sponde. Giardina, Lobosco ancora, la controlla, si ferma, appoggia Genesio, Galfano con Grimaudo, mister Grimaudo dice a Pizzo di andarci un po' prima, testa da parte di Bradolin, Fradella lascia Bradolin ancora, tocco in verticale, Galfano si gira molto bene, Scecco che fa passare questa palla, Fradella può puntare ma rallenta forse un po' troppo il gioco, calcia anche verso la porta, prende il palo, però era fuori gioco.
Maurizio. Poi va a Cannizzaro. Batte questo calcio di punizione. Tanto comincia ad esserci anche tanto vento. Questa potrebbe essere una chiave del match. Va lungo. Testa da parte di Triccoli. Poi Ballariano la respinge, quasi un ping pong. Genesio mette giù la palla molto molto bene. Caldieraro alle spalle, Genesio non lo fa girare, poi ripartire il Marsala con Lo Bosco, ancora in mezzatura, Lo Bosco nella magia, Lo Bosco apre tutto, da Galfano che la tiene lui ancora in campo, poi traversone dentro, Gallina chiude. E quindi rimessa laterale, zona super offensiva di Marsala che continua ad attaccare adesso, questo sarà un po' il canovaccio della partita perché mancano 30 minuti e la seconda della classe al momento è sotto di un gol contro il Bagheria, tanto fuori gioco. Iniziano facendo ai compagni di salire e va da Costa. Gallina, Ballariano, passa palla non è forse meravigliosa. Poi Florio con Gio che ci crede, ma scuffia in anticipo anche dopo il tocco di Giardina. Fradella. Poi Giardina. Tocco corso, mette fuori tempo Aramburu. Bella giocata qui da parte dell'ex San Giorgio Piana che poi lancia tutto. Costa con tra la coscia. Una meravigliosa diagonale, una gran partita quella di Costa, ma non è la prima della stagione. Fradella intanto rientra a pressare Gio, ma non basta. Fradella ancora, poi chiude Gallina. Poi Ballariano allontana come può Costa di petto, poi Giardina la mette giù. Adesso anche un po' in difficoltà, Vetrano è lì pronto a pressare, non ci arriva però. Corso con l'esterno. Lo Nigro. Lo Bosco si gira sempre molto molto bene, è difficile tenerlo. Infatti non ci riesce praticamente quasi nessuno. Poi Costa fa una gran giocata con la sola, quasi da calcio a 5, poi prova il passaggio un po' profondo in realtà per Galfano che si è spostato di posizione perché è entrato per giocare a destra, ma adesso stiamo vedendo un po' a sinistra già da almeno 2 o 3 azioni consecutive, quindi credo che è semplicemente spostato. Messa con le mani, Costa per Florio, poi lontana ma spazza addosso all'Onigro, di conseguenza sarà rimessa laterale. Adesso c'è qualche cambio perché qualcuno si sta riscaldando ancora sia da un lato che dall'altro, vediamo se effettivamente ci sarà questa possibilità. Testa da parte di Fradella, Galfano va dietro, si appoggia saggiamente da Giardina, alza il pallone, vede la velocità di Lo Bosco, Cannizzaro molto molto attento. Va a lungo, testa di Triccoli. Poi Corso non è precisissimo nell'aggancio, Caldieraro ruba il pallone, allarga, poi buca Fradella. Gio, vediamo se punta perché potrebbe essere una soluzione. Va sul destro, cerca il traversone, prende in piedi su Fradella, poi va come un treno Bradolin, ma in questo caso si accontenta della rimessa e fa anche bene Gio. Costa, Gio ancora, la controlla, non lo scarica, vuole girarsi lui, la difende in mezzo a 2, va a terra, ma non c'è nulla. Rimessa tra le Marsala con Costa che lascia il pallone lì. Giardina mette fuori tempo anche la pressione da parte di Vetrano che poi invece commette fallo su Fradella.
Però Giardina non vuole che Mr. Grimaldo che la palla esca da lì, ma non ce l'hanno fatta i suoi ragazzi. Aramburu cerca di pressare, dà fastidio a Tricoli, ma la palla è comunque ancora blu, con Giardina che va giù e con esperienza si prende un calcio di posizione importante. Tanta esperienza qui da parte di Giardina, che fa effettivamente la giocata giusta. Va centrale, Costa di prima, molto bene, poi Galfano per la velocità di Lobosco ancora una volta, Canina si mette davanti e poi scorta il pallone direttamente tra le braccia di Cannizzaro, che va in presa bassa, si accartoccia su se stesso. Intanto è pronto anche Mattaliano. Corso, Galfano si gira anche molto bene su Ballerino, poi lascia sul posto anche Pizzo. Galfano è fresco, lo può fare, poi c'è contraversione dentro verso Bradolin, ma capisce tutto in anticipo, il Ballerino va giù, si continua per il regolo del vantaggio. Caldieraro, Aramburu deve cercare di alzare un po' il ritmo, perché è fresco e lo deve fare. Aramburu va con il destro. Fradella, Lonigro, si fa vedere Costa, ma Giardina, scivola Aramburu. È stata una grossa fortuna per Giardina questa, perché stava quasi per arrivare su quel pallone. Genesio scambia con Galfano, bella palla qui di ritorno. Genesio ancora, alza per Lobosco, Cannizzaro come sempre in anticipo, e questa volta saggiamente fa scorrere il pallone fuori, guadagnando qualche secondo, perché cosa va a prendere? Forse c'è un cambio, vediamo. Ancora no, credo leggermente congelato, frizzato, direbbero quelli bravi. E invece no, non è stato frizzato, non è stato congelato, insomma non è stato nulla, e cambio dentro Mattaliano. Non al posto di chi però, perché di curiosità c'è effettivamente. Credo per Tricoli. Anzi no, per Genesio, perché lascia la fascia di capitano al braccio di Lonigro, quindi cambio per cambio, sì. È pronto anche Miliziano in realtà. Allora no, in realtà non entra più Mattarello, quindi il cambio frizzato è stato sicuro di Mattarello, ma entra Miliziano che va a giocare sulla destra, quindi dentro un giocatore fresco per attaccare su quella fascia. Adesso effettivamente Pizzo è già ammonito, di conseguenza bisogna attaccare sul lato debole, che è chiaramente quello con l'ammonizione. E infatti Mister Chinnici mette in campo un esterno in più, che è Miliziano, ha avuto lo scorso anno, ricordiamo, al San Giorgio Piano. Aramburu, bella palla, a dialogare, e poi con il compagno si torna indietro, e Mister Grimaldo sarebbe a tanto, dice ma perché andiamo indietro? Ed effettivamente c'ha anche ragione, perché si poteva attaccare la porta, ma quasi sembra che il Bagheria si accontenti di questo 2-1 e non voglia provare a fare il terzo gol, cosa che invece secondo me dovrebbe provare a fare. È vero che il Marsala è una corazzata, è vero che è la migliore difesa di questo campionato, però quando c'è lo spazio secondo me bisogna attaccarlo. Gallina intanto, Ballariano supera il neo entrato Bradolin. Poi Cannizzaro, Calderero di testa, Pizzo prova a servire nuovamente il compagno. Veterano ci crede su questa palla e fa anche bene a crederci, che per poco non la prendeva. Lonigro, il suo capitano della formazione marsalese. Bradolin. Anzi no, il capitano è Giardina, chiedo scusa, non è Lonigro il capitano. È stato lui a prendersi la fascia. Intanto Corso, bella giocata, potrebbe rientrare sul destro, cerca invece un traversone con Galfano che per poco non ci arriva. Pizzo non perfetto qui, dobbiamo dire, ma nel frattempo è pronto un cambio. Dai Tommy, dai Tommy! Entra Petrullo adesso, vediamo al posto di chi, perché è un centrocampista centrale, un play basso, vediamo. Esce Vetrano, quindi Aramburu andrà a fare la punta con sicuramente sì, Calderaro che va a giocare avanti, questo è sicuro, con Gio, quindi Aramburu sì.
Quindi questo è il cambio, con Petrullo che andrà invece a rinforzare la mediana. Primo tempo forse non positivo per l'attaccante, ma secondo tempo decisamente da incorniciare con quel gol. E che gol comunque. Girare, poi allontana Giardina. Testa di Petrullo che si va a prendere quella posizione, ovvero quella di vertice basso, perché Florio è largo e Ballerano adesso che ha giocato da play giocherà un po' più laterale. Poi palla troppo profonda, ma comunque fuori gioco per Gio che ha creduto anche in questa palla. Miliziano appena entrato, cerca subito di vedere la sua velocità, poi Galfano prova una giocata, riesce nettamente su Caldieraro, prova ancora sul destro, Galfano va ancora dentro, la palla però è fuori. Insomma, la velocità di Galfano adesso questo è veramente uno dei temi di questa partita, perché Pizzo è già ammonito, ricordiamo, e chissà che mister Gremoto non decida di levarlo dal campo. Ha fatto una gran partita, però è già ammonito. Insomma, Galfano da lì su quella fascia sprinta forte e soprattutto punta tanto, quindi insomma a volte anche fare il fallo potrebbe essere qualcosa magari anche non consapevole, ma a volte si fa il fallo, da lì si rischia anche di rimanere in 10. Cosa di testa, palla però direttamente in rimessa laterale con Fradella, messa lunga, Gallina cioè ad allontanarla come può. Percorso lascia il pallone sempre a Fradella, che abbiamo visto battere anche abbastanza bene la rimessa. Poi Lo Bosco, Corso, Gallina allontana, palla che rimbalza, Aramburu cerca di arrivare sul pallone con Triccoli e gli prende il pallone e viene fischiato anche il fallo. Qualche dubbio rimane, però bisogna riguardare le immagini effettivamente, vedere se la scelta del signor Lapaglia sia stata corretta o meno. Aramburu non ha protestato più di tanto in realtà, quindi forse è anche corretto. Ma in anticipo adesso nettamente Caldieraro viene fermato perché poi si è anche buttato tra due maglie blu. Fradella. Poi la palla la contesa e anche fallo. Giardina subito, costa di testa, Gio aggancia e poi spazza più lontano che può senza battere allo stile. In quel caso bisogna fare solo così. Giardina intanto dentro da scuffia. Triccoli per Lonigro che adesso ha cosciato un po' la sua posizione per prendersi questo pallone. Costa si butta in avanti corso, ma lo fa anche Galfano, così come chiaramente Lo Bosco. Il tempo è pronto. Giovanni Sferruzza, abbiamo visto riscaldarsi precedentemente. Bradolin cerca il traversone dentro, la tocca Pennisi che mette in calcio d'angolo. Buona chiusura da parte dell'ex Lascari Cefalù. Nel frattempo è entrato Sferruzza per Corso, quindi insomma il cambio è abbastanza semplice da intendere. Mi sa che Nishi la vuole recuperare questa partita, perché esce un centrocampista, entra un attaccante. Calcio d'angolo, poi non arriva di testa proprio lo stesso Sferruzza con Caldieraro che la mette giù e cerca di fare score su Gio. Fa una bella giocata con il tacco, può arrivarci, ma è più fresco effettivamente Bradolini, ma ha fatto una giocata sontuosa qui Gio con il tacco, aveva fregato nella marcatura, intanto anche fuori gioco. E poi calcio di punizione chiaramente, perché
stato fuori gioco, quindi va Cannizzaro, sicuramente andrà a lungo a cercare le famosissime seconde palle. Salta Florio di testa, arriva però Triccoli, poi mette giù Petrullo, scambio con Caldieraro, 1-2, tentato, chiuso da Florio, ma in realtà Calderano voleva questa palla probabilmente di sopra. Ballerano poi con un applauso rincuora un po' i compagni. Ballariano respinge il pallone, Giardina di testa, Aramburu non ne crede nella pressione su Scuffia che adesso va a lungo a cercare il lentato Sferruzza che vede questo pallone mettere giù però di testa da Penniside, quindi rimessa laterale, zona comunque offensiva per il Marsala che Calfano lascia lì al compagno. Pizzo bravo a sradicare il pallone, ma comunque rimessa laterale che rimane al Marsala, quindi insomma Lo Bosco si gira molto bene, poi in rulletta ancora Lo Bosco, potrebbe pure calciare, Pizzo mette una pezza. Qui mister Grimaldo aveva detto soltanto una cosa: non fatelo girare. Lo Bosco lo ha fatto comunque. Tanto va giù Aramburu, si continua, poi lo Nigro, ma c'è fallo prima. Fallo proprio sulle neoentrato numero 20 del Bagheria. Nel frattempo non sembra che ci siano dei cambi almeno imminenti. Qualcuno si sta riscaldando, però insomma nessuno con quella intensità forse tale da ipotizzare un cambio immediato. Petrullo poi allontana come può la difesa. Lo Nigro di prima intenzione Sferruzza e poi Penny si spazza. Poi Costa di testa, anzi Fradella di testa, scelta forse non è correttissima, questa va secondo me fare scorrere il pallone e accontentarsi della rimessa. Costa va a mettere giù il pallone Florio, va giù invece Fradella con Florio che allontana un po' il pallone rischiando. Calcio lungo da parte di Giardina, poi Aramburu cerca di avere sul pallone, ci arriva, effettivamente lo fa anche bene, poi Giardina salta ma non riesce ad anticiparlo. Giardina ancora con il lancio dalla difesa, Lo Bosco ha lasciato troppo solo di controllare il pallone, si appoggia da Bradolin. Galfano, Josep punta la sua giocata, Galfano cerca un passaggio su una palla molto complicata ma chiude benissimo invece Petrullo, appena entrato poi cerca dentro un traversone, Cannizzaro arriva anche scortato da Costa che come sempre in fase difensiva. Costa è un terzino che non attacca praticamente mai, però insomma difende tanto bene ed è veramente perfetto in fase difensiva. Attacca di rado, in realtà è un po' una costante dei terzini del Bagheria, perché anche in realtà tanto Pizzo fa una leggerezza clamorosa difensiva con Cannizzaro che anticipa, però Sferruzza credo non ci abbia creduto tantissimo. Qui Pizzo, dicevamo, stava veramente commettendo un errore incredibile. Ha fatto una gran partita, ma questa poteva veramente macchiare completamente la sua prestazione. Tanto è rimasto a terra Cannizzaro, si tocca la gamba. Tanto fuori Gio Caldieraro. Al suo posto entra Piccone, che sicuramente va a mettere un po' più di fisico lì davanti. Poi rimessa con le mani Marsala, Piccone si è andato a mettere nella stessa posizione di Caldieraro, però credo che sarà un po' più centrale rispetto al numero 10. Vediamo se effettivamente indovineremo questa previsione. Triccoli, Giardina. Galfano, bella giocata. Cambia tutto, Ballerano però sporca. E poi due volte ancora Ballariano a
ancora su tutti i palloni, la prende pure questa, poi un tunnel di parte di Ballariano. Che partita sontuosa ancora di questo giocatore, si prende pure i complimenti meritatissimi. Calma. Andrà Costa a battere calcio di punizione. Battuta lunga per Aramburu, palla che passa, Piccone in testa, la controlla, vuole girarsi, Piccone ancora fa bene qui il suo lavoro d'attaccante, poi lascia invece a Gio che col destro ci prova, ma fa anche bene, da lì bisogna calciare, si può anche trovare una deviazione, quindi un calcio d'angolo, in questo caso invece non ha trovato nulla, chiaramente il suo destro non è come il mancino, ma credo che vada bene così a Gio, che va semplicemente fare passare anche qualche minuto in più. Lonigro, Giardina, lontana Giglio, in testa Lonigro ancora, Piccone, Aramburu la controlla molto bene, sale in entrato Piccone che infatti va a attaccare la porta sulla profondità con il dribbling tentato su Tricoli che però è molto attento. Giardina, Lonigro ha messo anche un po' controtempo, ma riesce comunque a prendere questo pallone, mancano 9 minuti alla fine della partita. Lonigro, sventagliata classica, a cercare la testa di Sferruzza, fa sportrate con Pennisi. Si chiedeva un calcio di punizione, ma si continua. Galfano, palla che passa per Sferruzza, che salta il portiere, non trova la porta, ma comunque fuori gioco. E qui si è salvato però il Bagheria, perché Sferruzza aveva fatto una gran giocata, ovvero quella di saltare il portiere e poi non aveva trovato la porta, ma comunque era fuori gioco. Ma rimangono comunque sempre dei dubbi, perché da qui purtroppo non si capisce molto bene, ma bisogna vedere se effettivamente fosse regolare o meno la sua posizione di partenza. Testa da parte di Giardina. Poi Gio trova una rimessa laterale importante per guadagnare qualche secondo in più. Costa, Petrullo spinto da Bradolini, abbastanza netto. Con Lonigro che infatti si arrabbia un po', anzi non proprio un po', si arrabbia abbastanza. Petrullo, bella giocata. Ballariano sbaglia qui, poi Costa si accontenta di avere un rimpallo a favore. Di rimessa con le mani, minuto 83, mancano 7 minuti. Ci sono stati sì tanti cambi, ma non tante interruzioni, quindi al momento non credo un recupero così tanto ampio. Va giù. Calcio di punizione. Silenzio che c'è l'arbitro. Il calcio di punizione quindi. Scusa. Quindi calcio di punizione, ancora una volta guadagna qualche secondo il Bagheria, che in questo momento della partita sono tanto importanti. Giglio cerca addirittura la porta con Sgufia che blocca, ma questa è una palla interessante, anche molto intelligente, perché da lì se qualcuno, chiunque, insomma, va anche a sporcare quella conclusione, Sgufia è veramente messo in difficoltà. Lonigro intanto alza ancora la testa, trova l'ennesima palla lunga per Costa che cerca un traversone, ma ancora una volta è fuori gioco.
Minuto 84 di gioco. Nel tempo Cannizzaro aspetta il pallone. Andrà sicuramente lungo, guadagnando ancora una volta degli istanti importanti. Lungo Cannizzaro, testa la sporca Florio, Aramburu, poi Florio ancora Giardina, fare una buona chiusura. È entrato bene comunque Giardina, nonostante sia entrato un po' a freddo al posto di Cannino. Fradella svirgola un po' questa palla, poi salta Ballariano, ma la meglio Lo Bosco, che fa valere chiaramente maggiore fisico e anche un po' più di anni di esperienza. Lo Bosco ancora una volta la meglio su Ballariano, poi Lo Bosco ancora una volta apre tutto con Penisi che però chiude in anticipo. Petrullo cerca di girarsi, lo fa benissimo Petrullo in mezzo a tre, si prende anche questo calcio di punizione, ma che giocata di Petrullo qui in mezzo a tre addirittura. Veramente una gran bella giocata quella di Tommaso Petrullo, che è entrato al secondo tempo, lui che solitamente è un titolarissimo di mister Tomasello, questa volta invece parte dalla panchina, ma delle risposte secondo me a mister Grimodo le sta dando, perché un giocatore come lui difficilmente può stare fuori. Palla lunga, la vuole controllare Giglio, ma chiaramente non ci riesce. Bel lavoro da parte di Fradella, nel frattempo è rimasto anche giù però. Giglio si è rialzato. Poi Florio è molto arrabbiato da capitano. Giglio è fuori dal campo al momento. Può entrare adesso. Piccone con la spalla. Poi palla lunga verso Aramburu. Chiude tutto Giardina. Si cerca ancora di attaccare con Galfano. Si sovrappone Miliziano. Arriva infatti adesso puntuale sulla fascia. Salta l'uomo ma non Pizzo, che si trova lì. Si frappone, si ferma, si ancora per rubare questo pallone. Poi Galfano ancora una volta, Lo Bosco di prima molto bene, palla ancora una volta, Galfano non può calciare, calcio adesso, poi allontana Pennisi, cerca di mettere una pezza in Bagheria con forse il fallo di Giglio, ma si continua per regola del vantaggio. Costa si è salvato qui il Bagheria, perché il Marsano sta veramente vicinissimo al pareggio. Palla sul primo palo, ancora Lo Bosco, ed è l'ha presa forse con le mani, quasi la mano di Dio sta provato Lo Bosco. Da qui non si era capito, effettivamente sembrava aver anticipato di testa Cannizzaro, però ancora una volta Cannizzaro non può uscire così, perché Lo Bosco da lì la tocca di testa, la palla entra in porta ed è gol. E anche cartellino giallo per Lo Bosco. Io almeno sinceramente non mi sono accorto di questo tocco di mano, però l'arbitro è stato molto sicuro e Lo Bosco non si è nemmeno lamentato più di tanto, quindi credo sia effettivamente corretto. Minuto 88, si rimane sul risultato di 2-1. Galfano per Lo Bosco, attacca ancora la porta, Lo Bosco va sportellata, Lo Bosco ancora rientra, Lo Bosco, Cannizzaro, poi Costa, palo! E il Marsala adesso va veramente vicino più che mai al pareggio. E Petrullo mette una pezza gigantesca per la velocità di Aramburu, che la potrebbe anche chiudere, ma Scuffia arriva prima di lui. Ma cosa stiamo vedendo in questi ultimi minuti? Incredibile, mister Chinnici è incredulo. Per il Bagheria bisogna attendere, siamo al minuto 89 di gioco, manca un minuto, poi un recupero, ma come dicevamo anche prima non credo sarà molto cospicuo, perché effettivamente non ci sono state tante interruzioni, ci sono stati sì i cambi, sì il gol, però insomma crediamo forse non più di 3 o 4 minuti, forse più 3. Florio per Ballariano che prova la volée molto complicata, lui è anche un mancino naturale, col destro sicuramente non ha fatto gran figura, ma
La partita comunque è tanto positiva. Nel frattempo Giglio esulta quasi come se avesse fatto un gol. Scusa. E c'è ancora tempo per perdere qualche secondo importante. E poi vogliono tenere la palla sulla bandierina. Nel frattempo si è avuto 90 di gioco, 5 minuti, perché effettivamente l'ultimo minuto non si è giocato. Forse era un po' più da 4, tra 4 e 5, perché effettivamente sarebbero stati tra 3 e 4, ma all'89 e il 90esimo non si è giocato. Quindi poi là un minuto in più. Costa, sventagliata lunghissima per il controllo, cerca di rientrare Miliziano, poi viene fermato ancora da un ottimo ingresso, quello da parte di Gabriele Piccone. Fatto bene Giglio. Sferruzza che fa valere il fisico, tutto regolare. Giardina, Fradella si stacca da braccetto di sinistra, si spinge in avanti, cerca un passaggio interno ma sbaglia, allontana Pizzo. Aramburu mette giù questa palla, lascia lì a Giglio che poi pensa soltanto a spazzarla lontano, quasi cerca la porta, ma minuto 91, forse poteva tenerla. Infatti Mr. Grimaldo è molto arrabbiato, dice ma perché ha fatto una giocata del genere? Effettivamente siamo d'accordo anche con il tecnico. Tanto va giù Pennisi, si prende questo calcio di punizione, prende il pallone e prende anche qualche secondo. Cannizzaro andrà sicuramente non lungo ma lunghissimo, ma in porta direttamente da Aramburu. Ma bravo qui Triccoli a fare buona guardia, concesso poco il braccetto di destra di Mr. Chinnici oggi. Palla in verticale, si può inserire Galfano, cerca il traversone, prende però sulla schiena Pizzo. Ha fatto una gran partita, qui però si fa saltare Galfano, fa una magia clamorosa. Galfano ancora entra dentro e non c'è nulla per il direttore di gara. Bisogna riguardare le immagini però per capire se effettivamente Galfano non si sta nemmeno lamentando più di tanto, quindi credo forse effettivamente sia corretta. Intanto va giù invece Petrullo, questa volta il fallo c'è tutto. Vattene in porta, cazzo! Poi Cannizzaro sale veramente sempre. Non si sta in porta! Ma minchia, non l'ha preso! Minuto 92 e 30 secondi. Siamo a metà del recupero, esattamente a metà. Petrullo cerca di allontanare questa palla con Aramburu, forse trattenuto da Triccoli, che si prende il cartellino giallo. Aramburu è entrato bene in partita. Forse non ha avuto delle occasioni da gol, però insomma il lavoro sporco l'ha fatto anche molto molto bene l'attaccante. Sicuramente sarà contento Mr. Grimaldo di questa prestazione, una classica prestazione non da gol ma veramente tanto sporca, tanto corretta da fare, soprattutto in questo momento della partita in cui servono questo tipo di giocate. A volte servono più queste giocate che il gol, sembra quasi paradossale ma è così. Il calcio di punizione intanto. Va Petrullo, calcia diritto verso la porta. Minuto 93 e 40 secondi, manca 1 minuto e 20, manca veramente pochissimo. Testa Ballariano, poi Costa allontana come può. Miliziano. Poi Giglio, sempre ancora a spazzare verso Aramburu che crede in tutti i palloni. E poi scuffia con la gamba un po' alta. Ma sta a terra Aramburu. Costa.
Poi ancora una volta si continua, attacco, può calciare! Cannizzaro fa un miracolo assoluto al minuto 94 secondi, però c'è una posizione di fuorigioco, ma la parata di Cannizzaro io dico che rimane. Aveva fatto veramente un miracolo incredibile, parata veramente straordinaria, era comunque tutto fuori gioco, ma la parata rimane, ripetiamo. Si è rialzato intanto Aramburu. Mancano 20 secondi. Mentre una corsa contro il cronometro adesso da parte del Bagheria, che potrebbe tornare a sorridere. La potrebbe fare contro un incredibile Marsala. Gio la deve tenere lontano a Gio. Infatti fa proprio questa scelta. Si prende anche questo calcio d'angolo. Poi fischietto in bocca, triplice fischio e va bene così. Vince il Bagheria contro il Marsala, una super partita con il risultato di 2-1, decisivo il gol di Vetrano nella seconda frazione. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisidi è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.